La Commissione regionale antimafia questa mattina a Favara per una serie di audizioni programmate, come succede anche in altre parti della Sicilia, per sentire gli agenti del territorio. Il presidente Cracolici, il vicepresidente Lavardera e tutti i componenti della Commissione sono arrivati questa mattina al Palazzo di Città in piazza Cavour a Favara per iniziare le audizioni. Ad essere sentiti i vertici della direzione distrettuale antimafia, della direzione investigativa antimafia, della Procura della Repubblica di Agrigento, oltre naturalmente al prefetto e ai vertici delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio toccherà anche ai sindaci, ai 43 sindaci della provincia di Agrigento, parlare con la Commissione antimafia, evidenziare quelle che sono le peculiarità del territorio, ma anche quelle che sono le esigenze relativamente all'ordine pubblico e al vivere civile. Noi abbiamo sentito proprio il Presidente e il Vicepresidente. Ascoltiamoli. Io credo che le istituzioni stanno reagendo, nel senso che oggi affrontiamo il tema della lotta alla mafia consapevoli che lo Stato sta vincendo. I mafiosi buona parte sono in galera. I mafiosi sanno che potranno andare in galera anche con strumenti duri come il carcere duro, con le confische che è il loro vero terrore dei loro patrimoni, ma noi abbiamo il dovere di introdurre argini a fenomeni di penetrazione nei confronti delle istituzioni e soprattutto promuovere quella coscienza civile che tenga alta l'attenzione nei confronti della lotta alla mafia. La Commissione antimafia in queste settimane sta girando per le province della Sicilia. L'obiettivo è quello di intanto ascoltare i territori, ascoltare le prefetture, ascoltare i vertici delle forze dell'ordine, chi ogni giorno lavora per affermare lo Stato di diritto. Oggi qui abbiamo scelto Favara, nella provincia di Agrigento, e la cosa interessante è che ascolteremo anche tutti i sindaci della provincia, perché la Commissione regionale antimafia ha l'obiettivo di ascoltare chi ogni giorno è qui, chi ogni giorno affronta tematiche importanti, compreso anche le vostre dirette, quello della questione idrica. Stiamo per entrare, quindi ascolteremo con grande attenzione quello che sarà il rendiconto della prefettura, che sicuramente sta facendo un lavoro di grande attenzione. Ovviamente lo Stato c'è in questi territori, c'è e quando ci saranno qualsiasi tipo di situazione lo Stato interviene sempre, puntuale. La scelta di Favara è casuale, voluta, dovuta a che cosa? La scelta di Favara sarà fatta in concerto con la prefettura per dare un segnale importante, un territorio che è stato senza ombra di dubbio complicato, difficile, un territorio dove a volte ci sono stati anche fatti criminali, e quindi la scelta di dire lo Stato oggi viene qui a Favara con la provincia di Agrigento è un segnale per dire che sicuramente l'attenzione è massima, attenzione però a fare una generalizzazione, perché ci sono tanti cittadini onesti, anzi la maggior parte dei cittadini onesti, quelle poche mele marce sanno che ovviamente lo Stato non resterà a guardare, e quindi siamo qui anche per questo. Noi è un onore ospitare la Commissione antimafia e le audizioni provinciali. È un segno di vicinanza alla nostra città, per come abbiamo chiesto nei mesi, e penso anche un riconoscimento al lavoro che ad oggi è stato fatto contro la corruzione e a favore della trasparenza nel nostro ente. Per noi è un atto importante che ribadiremo in tutte le sedi. La vicinanza delle istituzioni in un clima come quello che odierno nelle nostre realtà per noi è qualcosa di fondamentale. Siamo orgogliosi di questo, ma pensiamo pure che sia, diciamo così, un premio o un riconoscimento all'enorme lavoro che si è fatto in questi mesi. Favara ha bisogno di guarire. Favara ha bisogno soprattutto della vicinanza delle istituzioni, perché se si fanno sacrifici per cercare di portare avanti alcune tematiche come, ripeto, la trasparenza, la lotta alla mafia, contro la corruzione, queste battaglie, queste lotte, questi sacrifici si fanno solo se si ha la vicinanza delle istituzioni, e questo per noi è importante.